giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Ciao, insomma, Conte ha appena finito di parlare in televisione, il DCPM non è ancora stato firmato, ma a breve, si parla oggi o domani, verrà fuori praticamente. Ci sono tutta una serie di prescrizioni che sono state appunto decise per cercare di non arrivare al lockdown totale. Oggi siamo a 239 giorni da quando c'è stato il primo lockdown totale e a 169 da quando abbiamo ricominciato, diciamo, una parte delle attività avevano ricominciato ad aprire. E, che dire, diciamo che la cosa più evidente è quella che viene chiamata coprifuoco. Praticamente non si potrà uscire, non c'è ancora una data precisa, ma comunque praticamente pare che sia ormai deciso alle ore 21. Praticamente dopo questo orario diciamo sarà possibile uscire di casa solo per comprovate esigenze, quindi per motivi di lavoro, salute oppure di urgenza, e gli spostamenti dovranno essere giustificati con il modulo di autocertificazione. Allora, come lo scorso lockdown, che già Azzurra si mette a disposizione per tutti quelli che fanno le attività appunto di consegna a domicilio, di esportazione, soprattutto per gli alimenti, ma non solo per quelli, e quindi siamo a disposizione. Mandateci la vostra disponibilità, noi la inseriremo su una pagina, come abbiamo fatto l'altra volta, su una pagina ad hoc con tutti quanti gli indirizzi, i numeri di telefono, e quindi mandateci le vostre disponibilità. Mi permetto col cappello in mano di invitare a osservare quanto più possibile queste norme. Purtroppo in questi giorni abbiamo visto tanta gente, non solo giovani, perché c'è il dito puntato contro i giovani, ma io ho visto, sì, ci sono, non ci nascondiamo dietro un dito, abbiamo visto anche noi, anche ieri, alcuni bar dove erano tutti quanti vicini senza mascherina. Ma ci sono anche gente, anche io ieri mattina ero in piazza, è passato un gruppo di persone, quasi tutte o delle mie età o addirittura più anziani. Uno di loro si vantava addirittura di non portare la mascherina, ecco, tanto per dire. Quindi siamo un po' in balia, non dico delle onde, ma quasi. Il fatto importante, la cosa anche qua Chioggia, non è che ci sottraiamo a quello che sta succedendo, perché ci sono sempre più persone che sono a casa in quarantena, positive. Fortunatamente dalle notizie che abbiamo noi, io personalmente ho diversi amici a casa che sono in quarantena, stanno tutti bene, tutti quanti non hanno avuto chi non ha avuto quasi nessun sintomo, chi ha sintomi lievi, chi se l'è passata male, nel senso che è stata veramente pesante, ma comunque sono a casa, non sono, per fortunatamente non hanno condizioni gravi. Però ci sono state anche alcune persone, una di queste è uno dei nostri contatti, un amico, e sono settimane che non risponde al telefono, il telefono è spento, quindi non abbiamo altre notizie. Speriamo di avere presto notizie buone. Concludendo, mandateci questi, per tutte le attività che fanno appunto consegna a domicilio, mandateci i, l'indicazione, il numero di telefono, magari qualche foto, screenshot che postiamo. Ciao a tutti e forza e coraggio. I casi di positività al Covid-19 nel territorio clodiense sono saliti a 135. Nel solo arco del fine settimana, da venerdì a oggi, è salito in modo notevole il numero di coloro che sono rimasti contagiati,
72 ore fa era fermo a 89. Anche coloro che sono in isolamento, poiché entrati in contatto con pazienti positivi, sono passati da 81 a 102. Il pronto soccorso dell'ospedale Clodiense è stato preso d'assalto da persone che avvertono i sintomi del virus e raccomanda di rivolgersi solo per gravi complicanze di salute e urgenze di altra natura, privilegiando invece il canale con i medici di famiglia. Nel frattempo il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, intervenendo in Parlamento, ha comunicato per domani la pubblicazione di un nuovo decreto che istituirà un regime differenziato in base ai livelli regionali di rischio. Saranno create 3 aree con limitazioni agli spostamenti fra esse, mentre l'intero territorio nazionale sarà soggetto a misure specifiche. Annunciate la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, eccetto i negozi di alimentari, le farmacie e le edicole in essi presenti, lo stop ai musei, alle mostre, ai centri scommesse e ai videogiochi, la riduzione della capienza nei mezzi pubblici al 50%, fino al coprifuoco che verrà fissato alle ore 21, se non per esigenze di lavoro, salute o necessità. Le scuole superiori potranno passare integralmente alla didattica a distanza. Nel weekend appena trascorso a Chioggia, la Polizia di Stato ha dovuto fare a meno del 50% delle proprie volanti. Lo denuncia Mauro Armelao, segretario regionale del sindacato FSP, specificando che il servizio di pattuglia è mancato il pomeriggio e sera di venerdì 30 ottobre, il pomeriggio e sera di sabato 31 e la mattina e pomeriggio di domenica 1 novembre, compresa la notte di oggi. Un turno di volante è stato soppresso, spiega Armelao, tagliando di netto il 25% del controllo del territorio. Se poi si aggiunge la mancanza di 8 agenti, basta una malattia o un'assenza per far saltare altri volanti. E così è stato durante questo fine settimana, nero per la sicurezza in città. Solo l'impiego di personale che espleta normalmente altre mansioni ha scongiurato il pericolo di far saltare il 75% delle pattuglie. Il sindacato accusa il questore di Venezia, Maurizio Mascio Pinto, di non ascoltare le richieste di potenziamento del commissariato clodiense e implora il sindaco Alessandro Ferro di alzare la voce anche con il prefetto, convocando il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in vista di nuove restrizioni e dell'avvicinamento al periodo natalizio. A Chioggia servono 5 agenti per ciascuna delle 5 squadre. Non solo il mercato ittico ha compiuto 60 anni lo scorso sabato, ma anche la scuola primaria, un tempo si diceva elementare, intitolata al giovane garibaldino Giuseppe Marchetti, nel quartiere Tombola a Chioggia. Era un periodo, il 1960, in cui tante delle opere pubbliche oggi tuttora attive e funzionanti venivano pensate e costruite in città. E succedeva che l'allora presidente del Consiglio, una figura eminente come Amintore Fanfani, si scomodasse per venire a inaugurare il nuovo plesso, grazie ai buoni uffici degli allora amministratori democristiani. Nel prezioso video Super 8, pubblicato in rete da Alberto Salvagno e relativo al 1 novembre di 60 anni fa, è possibile rivedere con commozione la cerimonia pubblica nell'istituto, con il premier accompagnato dal sindaco Michele Bighin e da assessori quali Luigi Tomaz e Marino Marangon tra gli altri. Il discorso in piazza e gli striscioni da un capo all'altro degli edifici del corso raccontano una Chioggia che non c'è più, ma alla quale è logico guardare con una certa nostalgia.
un tempo a testa tra Union Clodiense e Belluno e la partita nel capoluogo dolomitico si conclude per 1-1, giusto punteggio in un finale concitato. Per la prima volta, dopo le amichevoli estive, la Lega Dilettanti ha chiuso al pubblico le porte degli stadi e ha autorizzato la trasmissione in diretta streaming delle partite negli account ufficiali delle società di Serie D. Così pure è stato fatto allo stadio polisportivo, dove per la quarta volta in altrettante stagioni l'Union Clodiense non riesce a fare propria l'intera posta. Ma Granata di Antonio Andreucci hanno comunque avuto il merito di riuscire a raddrizzare l'incontro in extremis grazie all'autogol di Sommacal, propiziato da Joe Endreca, dopo che Corbanese aveva portato in vantaggio i locali. I lagunari erano già in 10 uomini da una decina di minuti per la doppia ammonizione a Stalla. Nel complesso l'Union Clodiense ha giocato una partita più tranquilla e ordinata rispetto alle ultime, con una ritrovata solidità difensiva, della quale è stato protagonista soprattutto Mattia Seno, spostato al centro della retroguardia con analoghi effetti benefici. 2 appuntamenti importanti questa settimana: mercoledì in casa contro l'Arzignano Valchiampo, domenica trasferta a Feltre. Sono giunti al traguardo della Basilica della Salute ieri, attorno alle ore 13:30, gli atleti che hanno partecipato simbolicamente a questa edizione della Venice Marathon One for All, in rappresentanza di tutti coloro che avrebbero voluto correre, anche quest'anno. Sono partiti ieri mattina da Stra l'ultramaratonetta azzurra Eleonora Corradini, il portacolori del Venice Marathon Team Gabriele Gallo e il campione paralimpico Pier Alberto Buccoliero, della stessa squadra di Alex Zanardi, obiettivo 3. A premiare gli atleti davanti alla chiesa il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello.